Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Io sono Francesca Rita Privitera e sono giornalista del Sicilian Post e sono lieta di presentarvi gli ospiti di questo ultimo panel della quinta giornata della quinta edizione del workshop internazionale Il giornalismo che verrà. Il workshop è un'iniziativa di sistema, come amiamo dire. Infatti siamo giunti alla quinta edizione grazie ai tanti partner che ci hanno sostenuto e continuano a credere nel potere dell'informazione. Tra questi siamo felici di avere l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Abbiamo qui con noi anche questo pomeriggio Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che saluto, a cui do il benvenuto. Buongiorno a tutti. Che oggi è qui però in un'altra veste, quella da vice direttore nazionale della TGR RAI. Comincerei quindi subito a darti la parola, Roberto, e a chiederti l'importanza del tuo impegno, del ruolo che assolvi, chiedendoti secondo te quanto è importante per le reti pubbliche mantenere un contatto diretto con il territorio. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito e soprattutto il mio ringraziamento va all'organizzazione, perché ho avuto il piacere ieri di assistere, di partecipare, e devo dire che come Ordine dei giornalisti, come Presidente dell'Ordine e come Consiglio siamo anche orgogliosi di essere ancora una volta al vostro fianco con 2 borse di studio. Per quanto riguarda la RAI, noi possiamo parlare con Rino Cascio, ci conosciamo da appena 30 anni, abbiamo cominciato dalle TV private. Cosa voglio dire? Non voglio fare la storia nostra. Voglio dire che il sacro fuoco del giornalismo deve essere sempre presente, sia da dirigente sia da giornalista che sogna di fare il giornalista. E quindi noi abbiamo la fortuna di lavorare per una grande azienda punto di riferimento culturale del paese. La nostra testata è una testata che è vicina al territorio. Come vedete c'è un piccolo slogan che poi è uno slogan che va avanti da tanto tempo. Se ti riguarda, ci riguarda. Perché? Perché noi cerchiamo nel nostro lavoro quotidiano di raccontare il territorio, quindi ci riguarda e riguarda chi ci segue. Ci segue che negli anni è diventato un affezionato fruitore del nostro mezzo, che non è più il mezzo televisivo. È il mezzo televisivo, ma è un mezzo con vari device, quindi il web, i social, le varie trasmissioni che noi mettiamo in piedi come testata, sia come rubriche che come trasmissioni nazionali, e poi ovviamente i classici appuntamenti del TG. Quindi, per rispondere alla tua domanda, noi siamo proprio nati e abbiamo come missione quello di stare sul territorio. E quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia, in tutte le regioni c'è tutta una struttura che poi di cui poi magari parleremo anche con l'aiuto di qualche slide. Va bene, allora direi che possiamo già da adesso andare ad addentrarci dentro questa relazione tra territori e cittadini, che ci permette poi di creare un gancio con il nostro ospite che ho qui alla mia destra, che è Rino Cascio. Buonasera e benvenuto. Rino Cascio, che è tra gli autori, tra i firmatari della trasmissione della TGR RAI nazionale, che è Mediterraneo. Infatti con lui potremmo entrare nel cuore del panel, che vuole celebrare i 30 anni di questa trasmissione Mediterraneo, che proprio nel 2023 giunge a soffiare le sue 30 candeline. Quindi a te la parola. Sì, allora, brevemente vi raccontiamo cos'è la TGR, che per molti è ovviamente il telegiornale, ma è tanto altro. Quindi, con l'aiuto della slide, andiamo un po' a guardare quello che accade. Come vedete, ci sono redazioni in tutte le sedi, in tutti i capoluoghi italiani, in tutte le capoluoghi di regione. Quindi tutte le regioni hanno una loro particolare redazione, con una struttura che parte dal vertice, dal caporedattore, e poi arriva fino alla redazione. Ci sono delle particolarità.
perché in Val d'Aosta non tutti sanno che c'è una redazione italiana, ma c'è anche una redazione francese, perché c'è un bilinguismo ufficiale, quindi bisogna anche fare dei notiziari radiofonici in francese. Poi abbiamo anche la redazione tedesca e ladina, che ha sede a Bolzano, nella stessa ovviamente sede dove c'è la redazione italiana, e poi c'è la redazione slovena che è all'interno della redazione di Trieste. Tutto questo sottoscritto da convenzioni, non sono tutto di iniziative personali dei capi redattori, sono delle convenzioni anche molto rigide che vanno fatte, che vanno sottoscritte dall'azienda e che portano anche a trasmissioni nelle cosiddette rete 3 bis, che si può vedere ovviamente a Bolzano, a Trento o a Trieste. Noi come TGR negli anni, siamo nati alla TGR, io il mio primo servizio da precario l'ho firmato il 7 gennaio del 92, quindi ahimè quasi 31 anni fa, anzi 31 anni fa. Ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di cambiamenti, ci sono stati dei cambiamenti di linguaggio, di tecniche di ripresa, di tecniche di fruizione del servizio, fino ad arrivare oggi a un utilizzo molto sfrenato, tra virgolette, ma sfrenato lo dico in termini positivi, della tecnologia. Fino a 4-5 anni fa molte cose all'interno dell'azienda, anche per accordi sindacali, c'erano vietate, invece oggi riusciamo ad arrivare immediatamente al prodotto o a centrare, diciamo, l'obiettivo della mission del servizio grazie anche alla tecnologia e alle strutture delle sedi regionali che sono molto, molto all'avanguardia e molto rinnovate. Le nostre news sono variegate, quindi noi abbiamo i telegiornali classici, quindi alle 14, alle 19:35, poi al mattino, probabilmente conoscerete, esiste una trasmissione nazionale che è molto seguita, che di fatto mette in contatto tutti i capoluoghi di provincia, che si chiama Buongiorno Italia. Buongiorno Italia, mentre qualcuno dorme, i redattori e i capiservizio sono già all'opera, al lavoro al mattino, all'alba, perché è una trasmissione fresca, una trasmissione di immediatezza, di attualità. Ciò che è successo la sera e la notte viene subito messo in onda all'interno di Buongiorno Italia, che è una sorta di puzzle che va in onda dalle 7 del mattino su Rai 3 fino alle 7:30 per raccontare quello che è successo in tutte le sedi. Subito dopo diventa a carattere regionale ed è Buongiorno Italia, che è una trasmissione di approfondimento con Buongiorno Regione, con approfondimenti all'interno della cronaca, con il telegiornale all'interno, ma ci sono anche tutta una serie di rubriche e di speciali che vanno all'interno della trasmissione. Non soltanto ovviamente Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, ma ci sono anche i giornali radio che per molti possono essere il passato, invece la radio è molto seguita grazie anche alle app che ci permettono ormai di non avere più la vecchia radio, ma di seguire, possiamo andare avanti, di seguire evidentemente i nostri notiziari regionali, che hanno ovviamente tutta una serie di orari, oltre ad avere un notiziario nazionale che è alle 18:30. Siamo tanti, ma neanche troppi, perché siamo la redazione più grande d'Europa dal punto di vista della struttura, che è una struttura verticistica, un po' a piramide, ma copriamo tutto il territorio. Quindi, vabbè, non vi sto a dilungare perché evidentemente è tutto scritto, però noi abbiamo una struttura centrale che è una direzione con un direttore, 2 condirettori e 5 vice direttori, e poi i capi redattori, che sono la vera macchina operativa, perché le redazioni sono variegate, sono strutturate in una determinata maniera, e poi, come vedete, anche la penultima riga parla di 3 redazioni distaccate, che io definirei redazione a tutti gli effetti, che poi sono quella di Udine, quella di Catania e quella di Sassari. Sono delle vere e proprie mini sedi dove si sviluppano tutta una serie di attività e di notiziari di servizi che poi vanno a confluire nel notiziario regionale per coprire l'intero territorio. Le 24 redazioni sono formate da un caporedattore, dai vice capiredattori, i capiservizi, cioè
tutta una serie di strutture giornalistiche che voi conoscete bene, perché nei giornali più o meno c'è questa stessa distribuzione. La grafica parla di 750 giornalisti e 180 impiegati. Gli impiegati sono le segreterie, che per noi sono fondamentali perché organizzano il lavoro, distribuiscono le trasferte, lavorano a braccetto con il caporedattore per tenere in piedi la redazione. L'offerta regionale di cui parlavo, come vedete, ha anche degli orari dei giornali radio. La mattina in Sicilia molti lo hanno sempre definito il gazzettino, ma è il giornale radio delle 7:18, poi 12:10, 18:30 e la domenica c'è un notiziario alle 12:15. La particolarità della TGR è fatta anche di differenze da una regione all'altra, perché in alcune regioni i giornali radio hanno una programmazione differente, soprattutto nelle redazioni che hanno, quello che dicevo prima, hanno degli accordi particolari per quanto riguarda l'autonomia, quindi Trento, Bolzano, Trieste, ci sono dei notiziari ad hoc particolari, e in Sardegna, dove non c'è un notiziario radiofonico, ma c'è una piccola coda del telegiornale, se non sbaglio al sabato, che ha una particolarità molto importante, cioè la valorizzazione della lingua sarda. E quindi lì ci sono 3, 4, 5 minuti dove si parla della storia della lingua sarda. Qualcuno si chiederà, anzi la pongo io la domanda, perché in Sicilia, che c'è l'autonomia, non ci sono. Ci sono state le particolarità per farla, però è chiaro che in Sicilia ci sono dei programmi a cura della sede regionale che vanno radiofonicamente in onda in alcune giornate subito dopo il notiziario delle 12:10, e in teoria, molto in teoria, ma è rimasto sempre sulla carta, potrebbe esserci in Sicilia, potrebbe esserci anche una redazione legata alle minoranze linguistiche, come sono quelle che vi ho raccontato a Trento e a Bolzano. Da noi la minoranza linguistica certificata potrebbe essere quella albanese, che però non è mai nata alla redazione. Ecco, la particolarità, il modo di operare della TGR, che non è soltanto il notiziario. Siamo quasi in chiusura delle slide. Vabbè, i contenuti della TGR non c'è bisogno che vi li racconto, noi cerchiamo veramente di raccontare il territorio, e oltre ai TG abbiamo tutta una serie di rubriche che vanno in onda al sabato e alla domenica, che sono rubriche, e qui faccio un po' da gancio da ponte poi con Rino, che vi parlerà del fiore all'occhiello della TGR Sicilia, che è il Mediterraneo, che ha compiuto, ha staccato il biglietto delle 1000 puntate, ma è una pietra miliare delle nostre rubriche che spaziano molto, spaziano dalla cultura così chiamata Petrarca, poi abbiamo Bell'Italia che si occupa del turismo, Mezzogiorno Italia che si occupa del Mezzogiorno, il settimanale che curo personalmente con un collega caporedattore, Monica Busetto, che si occupa un po' di varie di curiosità. Poi ci sono le redazioni Leonardo, che si occupa della tecnologia, che è una redazione molto corposa, che lavora da Torino e che fa un quotidiano molto seguito, Piazza Affari da Milano. Le rubriche sono tante, ora li vedremo in grafica, e sono rubriche che di fatto riempiono il palinsesto del sabato e la domenica di Rai 3 al mattino. Rubriche che hanno tutte un ascolto buono, sia come share che come numero di spettatori, considerato che insomma il sabato e la domenica mattina la gente può anche fare altro che non stare davanti alla TV, quindi siamo molto soddisfatti di questo. In alcune trasmissioni, come può essere anche Mediterraneo, è stato scelto negli anni passati di fare delle conduzioni, diciamo, senza il conduttore classico, quindi è una post-produzione ragionata dei servizi che vanno un po' a rullo, quindi non col conduttore che racconta ciò che stiamo per vedere. E questo è stato premiato perché l'ascolto è buono, il telespettatore segue, e in alcuni casi probabilmente è più d'impatto la trasmissione senza il conduttore. In altre, come per esempio Bella Italia, che deve introdurre la bellezza,
l'aspetto, diciamo, culturale turistico della regione, lì la conduzione è gradita. Eccole qui rapidamente le rubriche: Buongiorno Italia, Leonardo di cui parlavo, Piazza Affari. Le ultime due sono due redazioni a parte, perché è un quotidiano, quindi è un quotidiano importante che va in onda ogni giorno. Possiamo andare avanti. E poi ci sono le altre rubriche: il settimanale, Bella Italia, Officina Italia, che si occupa di quello che è la parte industriale, la parte delle piccole e grandi industrie, Est-Ovest, che si occupa dei problemi bifrontalieri, Regione Europa, che è una finestra regionale su Bruxelles, quindi con le iniziative dei parlamentari italiani a Bruxelles e ovviamente tutto quello che ne conviene su come ricaduta in Italia, e poi dicevamo Mediterraneo. Queste rubriche vengono strutturate, confezionate, seguite da varie regioni. Quindi c'è, diciamo, l'ufficio centrale che ha dato delle deleghe, quindi rapidamente il settimanale viene costruito, montato in post-produzione a Venezia, Bella Italia a Firenze, Officina Italia a Bologna, Petrarca a Torino, Est-Ovest tra Bari e Trieste, Regione Europa a Milano e Mediterraneo a Palermo. Questa è un po' la geografia, significa che un po' tutte le rubriche, aggiungo anche, ma qui non c'è come grafica, una rubrica sugli animali, Amici Animali, che è itinerante, quindi ogni mese cambia la regione che se ne occupa, quindi cerchiamo un po' di far lavorare tutti anche a livello nazionale. Ci sono altre slide. Vabbè, questo è il territorio. Noi siamo ovviamente una sorta di agenzia. Succede un evento di cronaca, vedrete sempre questo microfono che è un logo, un brand importante della TGR, ovunque. L'effetto cronaca è immediato e quindi chi arriva sul posto? Arriva la TGR che dà collegamenti, servizi, immagini, interviste ai TG nazionali, a Rai News, al TG1, al TG2, alla radio, quindi noi siamo poi chiamati sul campo certe volte a stare 6, 7, 8, 10 ore in diretta, magari il collega non so più con chi sta parlando, se sta parlando col TG2 o con Rai News, perché ovviamente c'è una fruizione continua e una richiesta continua, però questo fa solo che piacere quando nei TG si vedono molti servizi della TGR, si vede che la TGR nei TG nazionali ha lavorato bene ed è stata anche molto ben apprezzata a livello nazionale. Questo un po' è la TGR, che ha dei punti fermi: quello della notizia, il confronto delle fonti, la pulizia dell'immagine, il buon montaggio e la bravura, se permettete, dei colleghi. L'ultimo concorso è stato un corso regionalizzato, quindi è stato un grande successo della direzione della TGR, grazie anche alla fiducia dell'azienda, e di fatto tutte le redazioni hanno avuto colmati i vuoti di organico con giornalisti, colleghi che hanno superato degli esami abbastanza importanti, abbastanza impegnativi, e devo dire che i risultati si vedono. C'è stato, diciamo, un ricambio generazionale, come dire, che è fondamentale in una struttura così variegata come la nostra. Grazie. Inviterei a questo punto a prendere la parola Rino Cascio. 1993-2023. Sono tanti anni, soprattutto per una trasmissione televisiva che resiste nonostante tutto. Ecco, qual è la chiave del successo di questo format e come è cambiato il suo volto in questi 3 decenni? La chiave del successo forse è nell'essere sempre stato fedele a se stesso e mai però uguale a se stesso. Cioè noi abbiamo voluto raccontare questi 30 anni, che poi sono 31 serie. Dice, ma perché 30 anni e 31 serie? Perché la trasmissione mediterranea nasce, come ci ha ricordato ad aprile scorso Nino Rizzonervo, che fu il primo caporedattore che se lo inventò, nasce con uno scippo. Cioè la trasmissione nasce a Napoli, da noi ci sono state le stragi e noi, per tentare di dare forza alla TGR Sicilia, otteniamo che la rubrica si faccia da noi. E abbiamo voluto raccontarlo anche ad aprile scorso con una conferenza in Viale Mazzini, raccontando come raccontavamo alcune cose prima e alcune cose dopo.
le donne del Marocco prima e le donne del Marocco dopo, come è cambiato così anche il Marocco. L'Algeria prima, l'Algeria dopo, la Spagna prima, la Spagna dopo. 30 anni sono tanti. Consigliatemi di partire intanto con 3 ringraziamenti a voi che ci avete voluto qua, soprattutto per una trasmissione che per noi, come ha detto bene Roberto, è un punto, noi della Sicilia, è un punto di forza. Cioè noi riteniamo che questa può essere la trasmissione di traino che ci faccia avere una marcia in più rispetto a tante redazioni. A un'azienda che ci ha creduto, a un prodotto sempre uguale a se stesso e sempre diverso da se stesso, ma con una rotta ben precisa. Dentro la direzione la collega Ines Maggiolini, il vice direttore che ha la delega a questa rubrica, senza il cui supporto vi assicuro tantissimi problemi che sorgono, perché noi facciamo tante trasferte all'estero e lavoriamo tanto con territori in cui non è facile sempre dialogare, non saremmo riusciti ad andare. Io volevo partire, ve ne farò vedere 2, se siete bravi 3, brevi filmati, se non mi annoio troppo 3. Il primo è quello con cui abbiamo concluso proprio domenica scorso la serie di quest'anno. Sono brevi, 2 minuti. Questo è un regalo che ci ha fatto Stefania Bruno, questa artista fantastica che lavora con la sabbia, con cui abbiamo concluso la 31esima stagione, vi dicevo, 1006 puntate, la 1000esima è stata il 16 aprile scorso, 118 reportage, 18 nazioni, per raccontare 18 nazioni e 11 regioni italiane in questi 118 reportage, 51 giornalisti coinvolti e da alcuni anni abbiamo ripreso le collaborazioni con le emittenti straniere. Lavorano con noi France 3 e RTVE spagnola. Perché Mediterraneo? Io quando ci siamo posti il problema di raccontarlo per la 1000esima puntata in Viale Mazzini, ho voluto fare un gioco che faccio oggi con voi. In Spagna si chiama Pacaranna Ris, in Francia pastis, in Grecia Uzo, in Turchia Raki, in Libia, Siria, Iraq, Giordania, Palestina e Israele si chiama Arak, in Croazia Rakia, in Marocco Mahia, Bulgaria e Macedonia si chiama Mastica, in Italia Sambuca, in Sicilia lo chiamiamo Anice Tutone. Sono tutti distillati di anice. Vogliamo raccontare ciò che nel Mediterraneo
ci unisce, perché soltanto raccontando ciò che ci unisce e anche ciò che ci differenzia ma ci incuriosisce può permetterci poi di aprire, e in questo momento sapete quanto ne abbiamo bisogno, canali di dialogo all'interno del Mediterraneo. Noi il Mediterraneo in questi 30 anni ha raccontato questi incontri, questi incroci, questi scambi, non soltanto dei paesi rivieraschi. Noi non intendiamo Mediterraneo soltanto come il bacino a cui si affacciano. Noi arriviamo in Iran, quando andavamo in Iran ci chiedevano ma perché Mediterraneo? Noi che c'entriamo nel Mediterraneo? La nostra domanda era ma lei è più vicina a una donna algerina o a una donna indiana? A una donna algerina. Ecco perché Mediterraneo. Perché vogliamo raccontare questo, un bacino culturale, non un bacino geografico soltanto. Raccontarlo perché, come dicevo prima, è fondamentale aprire porte di dialogo, raccontando e cercando di comprendere anche le tensioni, le contraddizioni, le esigenze comuni, le differenze. C'è una professoressa di Torino che lavora in una scuola periferica che ha una classe multietnica, come quella in Mediterraneo, con dentro bambini ormai di terza generazione, marocchini, tunisini, algerini, bulgari. Diceva, io racconto il Mediterraneo come un condominio. Non è che le assemblee di condominio sono, diciamo qualcosa di carino. È difficile incontrarsi, è difficile parlare, però sono l'unica possibilità per conoscersi, dialogare e trovare la soluzione perché il tetto non ci cada di sopra. E noi in questi 30 anni abbiamo voluto raccontare sia le culture, sia le particolarità, sia l'arte, sia la gastronomia, sia anche le tensioni, per conoscere i problemi degli altri, perché gli altri si facciano carico anche dei nostri. E l'abbiamo raccontato con tante voci, molte di queste autorevoli. E qua il primo. Sì. Altri 2 minuti. Benvenuti a Mediterraneo, la rubrica della testata giornalistica regionale che a partire da oggi, ogni mercoledì, vi proporrà un viaggio tra questo grande bacino d'acqua, culla di tante città, sembra loro uno specchio di morte. Tolleranza ci si educa tra 50, 70, 70 anni. Si prevede che metà Europa sarà ripopolata. Facciamo del poeta Nerone, no? Molto importante. Confine de las manos, la yema de las manos.
Avete visto le 30, questa è la prima, la prima che avete visto era la prima sigla, come è cambiata la trasmissione che oggi curo insieme al curatore Nicola Losi e Lidia Tilotta. Oggi però siamo diventati una realtà grande, siamo il più grande archivio di immagini RAI sul bacino del Mediterraneo. Siamo l'unica rubrica, l'unico territorio editoriale dove si incontrano giornalisti delle redazioni estere di tutte le testate RAI, l'inviato del TG1 che non lavora per il TG1 lavora per noi, che non lavora per il TG2 lavora per noi, l'inviato del TG2 che non lavora per il TG3 lavora per noi, che mette insieme i corrispondenti di tutte le sedi estere della RAI. Noi abbiamo servizi a Gerusalemme, abbiamo servizi da Istanbul, abbiamo servizi dal Cairo. I redattori di tutte le redazioni regionali lavorano per noi e lavorano per noi inviati di una dozzina di emittenti televisive straniere. In passato eravamo 14 le convenzioni che eravamo riusciti a creare, a firmare con emittenti stranieri. In questo momento sono 2. È una puntata che quindi ha fatto, non solo ha raccontato il Mediterraneo, ma l'ha raccontato col meglio che avevamo anche in azienda. Siccome ho finito presto, in attesa delle vostre domande, siete stati bravi, vi facciamo vedere gli ultimi 2 minuti con i nostri, abbiamo raccolto quelle che erano in questi 30 anni i corrispondenti che hanno partecipato al Mediterraneo, per farvi capire che non siamo una rubrica in Sicilia e basta, è una rubrica che riguarda e che ha coinvolto tutta la RAI. Seguendo Padre Aliata, la nostra telecamera ci mostra l'interno della tomba di Gesù, come appare dopo i lavori di restauro. In questo film possa incontrare gli interessi del mondo arabo, ma anche degli spettatori e del pubblico italiano. Il posto ufficiale di frontiera tra i due paesi è praticamente chiuso, ma la Giordania... Ma il Libano è sotto l'attacco dell'ISIS, un conflitto, quello combattuto dai miliziani dell'autoproclamato Stato Islamico, e quello Quando, 4 anni dopo l'inizio del suo regno, Luigi XIV organizza la prima festa a Versailles, la grandezza dello spettacolo non è tanto per l'immensità del suo dominio, piuttosto per le... Alessandro Magno creò qui nel 331 a.C. la prima delle 70 Alessandrie disseminate in tutto il mondo, la più bella. Presidente, lei rappresenta la realtà della Tunisia, ma anche la speranza di tutte le primavere arabe. Una continua silenzio è calata sulla Libia. I sospetti di essere una delle culle internazionali del terrorismo hanno isolato i paesi. L'albero di Natale illumina la piazza della Congicoia, davanti alla Basilica della Vita. E queste luci sono state pensate. Se guerra sarà, se vi sarà un attacco via terra e da qui, che dovranno passare i carri armati americani per cercare. 3 milioni di altri, perché il futuro del fuoco non basta. È stato convinto a desertificare Halteti nel sud della Turchia, confine con la Siria, quanto piuttosto una diga sulle Eufrate. I dati dagli esperti climatici delle Nazioni Unite dicono che le acque del Mediterraneo che già minacciano le case lungo la costa qui a Gerusalemme, come a Tel Aviv, come a Piazza Tahrir in Egitto. La cattedrale è salva, le impalcature che dominavano sull'edificio non ci sono più. Naviga fra le nebbie della democrazia turca, una democrazia traballante. Lo stesso capo dello Stato mette in discussione la suprema magistratura. 30 chilometri a sud del Cairo, Saqqara inizia dove finisce un vasto palmetto d'Arteri, a ovest del Nilo. Qui la sabbia del deserto protegge da migliaia di anni tombe dei protagonisti dell'antico Egitto. Rino Cascio, grazie anche per aver voluto condividere con noi questi video. Le immagini sono molto forti. Ho trovato un filo che lega questi video, magari mi direi se sei d'accordo, no? C'era nel primo, credo fosse sì il primo, dei colori forti che emergevano il verde e il blu.
Poi però guardando gli altri video e penso soprattutto all'ultimo, notiamo come questo verde e il blu che accomuna il nostro territorio, accomuna il Mediterraneo, siamo abituati al profumo dell'olio d'oliva, alla brezza dei nostri paesaggi che sono meravigliosi, in realtà sono colori che proprio interrotti dal rosso che è il colore che invece emerge nel nostro scenario contemporaneo. E oggi questo mi fa pensare, no? Una trasmissione sul Mediterraneo è una trasmissione che ci porta a interrogarci su quello che è il destino geopolitico del nostro presente. Quindi vorrei chiederti, inaugurando così poi il dibattito, quanto è difficile riuscire a raccontare sia soft news, e quindi parla tanto la trasmissione affronta molte tematiche, società, cultura, alcune curiosità anche di popoli del bacino e non solo, che sono influenzati anche indirettamente dal Mediterraneo, coniugare la narrazione delle soft news con quelle dell'hard news. Penso qui alle tragedie che si consumano nelle nostre acque e torna a quel colore rosso molto forte. Allora, noi quelle tragedie che tu racconti si consumano nelle nostre acque, purtroppo a chi come me porta da 10 anni questo braccialetto logoro, le raccontiamo nel nostro telegiornale. Noi siamo il telegiornale che ha raccontato più di ogni altro le tragedie del Mediterraneo. Io lo porto non dal 2013, cioè dalla famosa strage tremenda di Lampedusa, ma dal 2011, cioè dalle rivoluzioni arabe, da quello che avvenne, perché la strage avvenne un giorno, una settimana, 10 giorni, poi fondamentalmente rimane il giorno della memoria, ma dal punto di vista della cronaca e dell'immagine era finita. Il 2011 è stato l'anno in cui un'isola come Lampedusa, che d'inverno ha 2000 abitanti, d'estate ne ha 20.000, 30.000 con i turisti, si è trovata a un certo punto piena, si arrivò quasi a 10.000 di stranieri che arrivavano da Tunisia, da Egitto. Vi ricordate il 2011? Eravate abbastanza giovani ancora. E fu una cosa tremenda, non riuscivamo a dare risposta. Come si concilia? Dobbiamo riuscire a raccontare tutto, cercando di comprendere che è impossibile immaginare, dice un collega, di fermare lo tsunami con le mani. O si trova una soluzione di governo o comunque queste tragedie le vedremo tra i governi, o queste tragedie le vedremo sempre. Noi dobbiamo riuscire a raccontare però anche quello che avviene dall'altra parte. Allora non possiamo non raccontare le cose tragiche, tremende che avvengono. Non immaginate soltanto le tragedie del Mediterraneo, ma qualche anno fa le rivolte per l'indipendenza in Catalogna furono pesantissime, ci furono gli arresti tutti, ci furono anche cose di sangue invece. Si bloccarono le votazioni, entrò l'esercito nelle urne, nei seggi, nelle urne, cose tremende, nella civilissima e democratica Spagna. Abbiamo dovuto raccontarlo. Come facciamo a raccontare soltanto la parte più colorata e patinata e non raccontare? Devo dire, è stato un momento anche di evoluzione in Mediterraneo. Il Mediterraneo veniva qualche anno fa, Roberto se lo ricorderà, montato 10 giorni prima, 15 giorni prima di andare in onda. Inevitabilmente era una rubrica più patinata, non voglio dire troppo patinata, perché raccontavi qualcosa di freddo, non di freddo, fuori dalla cronaca, la gastronomia, raccontavi l'arte del museo, però a un certo punto avviene che mentre raccontiamo un sito archeologico della Tunisia c'è il famoso attacco al Museo del Bab. Come cavolo fai a mandare in onda il sito archeologico della Tunisia e ci sono stati i morti e l'attacco terroristico islamico 2 giorni prima? Allora ci siamo detti a un certo punto la trasmissione deve cambiare, deve diventare meno una trasmissione soltanto di pur avendo queste cose qui, però le raccontavamo molto dopo.
deve essere una trasmissione più legata alla cronaca, a raccontare più l'oggi. E quindi è una trasmissione che si conclude il venerdì per andare la domenica, ma c'è successo alcune volte di doverla riaprire il sabato, e una volta pure la domenica mattina, 2 ore prima che andasse in onda, per tentare di fare dei cambiamenti. In tempi di Covid è successo anche questo, era cambiata una cosa in Turchia e non potevamo mandare il servizio che avevamo programmato e che era valido fino al giovedì precedente. La domenica non era più valido. E questo è la pesantezza di fare una rubrica che deve essere legata all'ora, all'oggi. Non ti puoi permettere di montarla troppo tempo prima, perché alcune volte la devi cambiare al tempo. Però è questo mestiere, questa professione, il voler stare continuamente sulla linea della storia. Grazie Rino Cascio, grazie mille per il tuo contributo che hai dato, aprendo anche una prospettiva su quello che è il presente che ci riguarda da vicino, che ci permette di abbracciare una dimensione tra l'altro globale, che noi amiamo sposare anche con la nostra testata Sicilian Post, che si può sintetizzare nella bellezza di mantenere lo sguardo radicato nella nostra piazza, no? Quindi la Sicilia, quello che abbiamo intorno, ma alzare allo stesso tempo sempre un attimino gli occhi verso gli orizzonti che abbiamo intorno, e il Mediterraneo, questo punto d'osservazione privilegiato, ci permette proprio di fare tutto questo. Aprirei quindi il dibattito se ci sono domande. Buonasera, sono Federica. Ho apprezzato moltissimo i vostri servizi, che tra l'altro alcuni già conoscevo, ma ho trovato un dato in comune a tutti. La poca presenza giovanile è dovuta, degli inviati chiaramente, è dovuta a un poco interesse da parte dei giovani a questo genere di narrazioni, o semplicemente ad un'esperienza richiesta per fare questo ruolo? Rivolta ad entrambi, non so chi vuole. Potete usare un microfono col filo e poi spostiamo per la sala. Beh, sugli inviati faccio un discorso un po' più ampio, nel senso che le nostre redazioni hanno avuto, lo dicevo alla conclusione del mio intervento, c'è stato un cambio generazionale, perché molti colleghi sono andati in pensione in molte redazioni, c'è stato proprio un concorso con cadenza regionale, quindi ogni regione ha avuto il suo concorso, e quindi i nostri volti dei DG hanno avuto un ricambio, e quindi anche non soltanto i conduttori ma anche i redattori. Se ti riferivi al filmato che abbiamo fatto vedere, era, come dire, un racconto dei grandi inviati, una mezza dozzina dei colleghi che abbiamo visto sono stati o direttori o sono direttori o anche ministri. Quindi di conseguenza c'era, diciamo, come dire, un livello alto anche qualitativamente, la scelta di mandare l'inviato, o in quei casi sono tutti corrispondenti. Per quanto riguarda invece l'attualità, è chiaro che i giovani sono molto, tra virgolette, giovani, dico i colleghi che sono arrivati, sono anche molto propositivi, e qui Rino, che gestisce e dirige magistralmente la TGR Sicilia da alcuni anni, ha avuto anche, tra virgolette, la fortuna, come l'ho avuta io, che sono stato precedentemente caporedattore, di avere i vincitori di concorso che hanno inevitabilmente, anagraficamente, una marcia in più, e tecnologicamente sono più avvantaggiati, e quindi penso che le proposte arrivano. E come, Rino? Io te lo racconto così. Secondo me c'è una fase storica nuova che sta arrivando dentro la TGR. Ho cercato, non perché guardavo WhatsApp, ma perché cercavo la data esatta di nascita. La TGR nasce il 15 dicembre del 79, quindi arriva a un certo punto nel 1980, per intenderci, perché là siamo. Dentro la RAI, questa redazione, che è la più grande redazione della RAI, con circa 800 giornalisti in tutte le sedi, vengono fatte assunzioni in tutte le sedi, c'è un'imbarcata di giovani giornalisti enorme. Dopo quanto si va in pensione? Circa 40 anni? Circa 4-5 anni fa queste redazioni hanno cominciato a svuotarsi, e quindi
quelli che erano gli ingressi, che piano piano erano arrivati per dei turnover normali, perché tutti quelli che erano stati assunti erano tutti ventenni, a un certo punto c'è stata una grande fuoriuscita negli ultimi 5-10 anni. E la TGR ha, devo dire anche, lo dico da ex sindacalista, grazie all'impegno del sindacato, imposto le selezioni e fatto le selezioni. Oggi RAI entra per selezione e ci sono figli di ministri che non entrano, per intenderci, perché la selezione non la passano. Si entra per selezione e sono arrivati tanti giovani che, vi assicuro, sono una marcia in più. Cioè, se io devo parlare con un collega della mia età, io che sono entrato 30 anni fa, quindi sono entrato con, diciamo, in un momento di altri tipi di turnover, della mia età, e devo spiegare alcune cose, come devi fare per trovare questa cosa nel programma o per trovare questa informazione, ci metto un quarto d'ora. Il giovane che mi è arrivato davanti, dico dobbiamo fare questa cosa qui, si volta, se ne va e mi ha, dopo 5 minuti, non un quarto d'ora, trovato quello che cercavo io. Me ne racconto una, mi ha fatto impazzire, non sa quante volte me ne siete occupati. L'altro giorno chiedo a un collega che entrava a mezzogiorno, non mi ricordo che cos'era avvenuto, però dico, senti, dobbiamo fare un pezzo di appoggio a questo pezzo di cronaca e mi devi raccontare, vediamo di trovare delle fonti su le fonti di energia rinnovabile in Sicilia, quante sono, come sono. Noi andiamo in onda alle 2, lui era entrato a mezzogiorno. Questo dopo un'ora mi porta un testo fantastico, pieno di informazioni, di dati, tutti con fonti certificate. Come hai fatto? Io utilizzo l'intelligenza artificiale. Mi sono fatto fare l'articolo, ho cercato le fonti che erano istituzionali, vere, tutte le altre le ho buttate. Ma se dovevo andare a fare io la ricerca dentro l'assessorato regionale, quali erano? Dentro il Ministero dell'Energia, quali erano? Questo me l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Io sono andato a verificare e quelle fonti ho utilizzato. Ma la ricerca sulle fonti me l'ha fatta lui in 5 minuti e io avevo necessità di questo pezzo. Benissimo. No altri, no io che... Io non ci sarei arrivato mai, cioè lui ci è arrivato subito. E l'articolo, chi vi parla male dell'intelligenza artificiale ha dei limiti, fortissimi limiti, però ha un punto in più. Alcune volte riesce a fare probabilmente delle ricerche che poi devi, facendo il tuo lavoro, sempre verificare, controllare, però è molto più facile poi utilizzare. Questa è la loro utilità dei giovani. I giovani ne abbiamo tanti ormai e i corrispondenti in Mediterraneo negli ultimi 2 anni sono giovani. Aggiungo anche che i giovani, così chiamati, sono tecnologicamente avvantaggiati e devo dire che negli anni in questa direzione è riuscita la precedente direzione con Vincenzo Morgante direttore e l'attuale con Alessandro Casarin. In questa direzione siamo riusciti, anche grazie alla collaborazione dei capi redattori, ad aprire tutti i siti web in tutte le redazioni, quindi la TGR Val d'Aosta ha un sito web, ha le sue pagine multimediali e i dati sono eccellenti. Perché la gente, il cittadino ha cominciato ad affezionarsi, ad usufruire delle nostre notizie, che non sono soltanto quelle del TG o dei GR, ma hanno tutta una diversificazione sul sito e sui nostri social. E sono dei dati veramente impressionanti. Si capisce quando una certa notizia è interessante, un certo servizio ha interessato il telespettatore, quindi è anche un modo per gestire determinati sommari. E questo è frutto anche di una modernizzazione aziendale che poi ha portato al sito, al portale RAI, a RAI Play, che conoscerete tutti, alla possibilità probabilmente di abbandonare un po', come lo chiama il mio amico Nicola Losi, l'elettrodomestico TV, che magari è sempre un fedele amico, per poi rivedere sul computer qualcosa che ti è sfuggita, o una serie, o un telegiornale, o un approfondimento. Quindi la tecnologia ha avuto una parte integrante molto importante nelle nostre redazioni, anche grazie ai nuovi innesti.
Sì, buonasera, sono Martina Tolaro, sono pubblicista del Sicilian Post. Mi chiedevo quali sono le caratteristiche principali, quelle proprio immancabili che deve avere un inviato della TGR che chiaramente racconta un territorio così complesso, così variegato come il Mediterraneo? È rivolta a entrambi, grazie. Sicuramente la caratteristica principale di chi vuole fare intanto questo lavoro, cioè la curiosità. Questo non c'è. E poi non avere, secondo me, troppe strutture preconfezionate in testa. Lo sai quante volte io, allora, ormai la curo da dietro una cattedra. Nel 99 invece lavorai per Mediterraneo andando in Iran, Tunisia e altri posti. Quante cose facendo dal posto, guardando il web, cercando, preparando il servizio prima di partire. Mi ero convinto in un modo, sono arrivato, mi ha completamente cambiato il modo di avere questa duttilità, che è una cosa che devono avere tutti i giornalisti, quindi fondamentalmente, però forse per chi fa il Mediterraneo è ancora più importante, perché noi, su questo, sugli scontri tra culture, le differenze, qualcuno che alimenta lo scontro tra culture, lo scontro tra religioni, lo scontro tra... si alimentano tantissimi poi, diciamo, muri muri ideologici, non saprei come definirli. Poi arrivi e ti accorgi che la differenza è meno di quanto pensavi. Avere questa capacità. Posso solo aggiungere che oltre alla curiosità, come diceva ieri Quirico, bisogna andare sul posto e raccontare ciò che vedi. Lo vedi con la penna, come lo ha sempre fatto lui, lo vedi con la fotografia, se ne parlava anche ieri, e lo vedi con le immagini, quindi devi avere anche, a noi è capitato tantissime volte, Rino è stato inviato per tantissimi anni della TGR nazionale, nei TG nazionali. Io ho fatto molto sport, quindi sono stato inviato altrettanto. Bisogna avere anche un certo feeling con l'operatore, perché così hai la certezza che l'operatore ti dà quelle immagini, ti fa quella particolarità, sa come lavori. È importante. Quindi curiosità, feeling con la squadra di lavoro e soprattutto avere la conferma delle fonti e consumare un po' le scarpe, che serve, perché oggi i giornalisti, e qua lo dico da presidente dell'ordine pro tempore della Sicilia, spesso stanno dietro al computer, quindi le scarpe sono intonse. Buonasera. Volevo sapere se Mediterraneo come programma nasce così, come progetto così imponente già 30 anni fa, cioè che coinvolgeva giornalisti da tutte le redazioni, anche stranieri, o è cambiato nel tempo, si è ampliato nel tempo perché magari è stato premiato dall'Auditel, c'è stata una svolta particolare, insomma, nei 30 anni di questo programma, e quali saranno le innovazioni che troveremo la prossima stagione, se ce ne saranno? Grazie. Sì, è cambiato tanto. Io sembra strano, ci sono dei momenti altalenanti sul Mediterraneo. Il Mediterraneo nasce con una rubrica quasi fatta in casa, in cui partivano soltanto gli uomini della TGR e raccontavano quello che vedevano, ma senza grandissima esperienza sul Mediterraneo. Ma eravamo i pionieri, erano i pionieri, io non c'ero. Poi a un certo punto diventa una grande macchina da guerra, per intenderci. Il Mediterraneo a un certo punto sigla, come forse ve l'ho detto, 14 convenzioni. Noi avevamo convenzioni in Marocco con l'emittente marocchina, emittente algerina, emittenti spagnole, emittenti maltesi. Ci raccontavano in Orizzo Nervo 2 mesi fa che la telecamera del Mediterraneo sbarcava e non ti dicevano più sei della RAI, dicevano sei di Mediterraneo, perché in Marocco vedevano Mediterraneo. Questa convenzione significava non solo avere servizi, non solo avere scambi, ma noi a Palermo avevamo 2 redattori di France 3 che venivano ogni settimana il lunedì e partivano il venerdì e stavano a Palermo. Facevamo una edizione in, diciamo, in lingua internazionale, nel senso che c'era soltanto un'edizione di effetti, pista internazionale,
soltanto gli effetti e il parlato, senza il doppiaggio, in maniera tale che il maltese potesse metterci il suo, il marocchino potesse metterci il suo, e Mediterraneo veniva trasmessa. Noi la trasmettevamo una volta alla settimana, in Francia andava in volte 3 volte alla settimana, in Marocco 2 volte alla settimana. In che anni, chiedo? Stiamo parlando nel 99 sicuramente, quando c'ero io, quindi diciamo 6 anni dopo che era già nato Mediterraneo. Poi a un certo punto diventa Rai Med, cioè la Rai investe tantissimo sul Mediterraneo e diventa un canale satellitare che fa, col compianto, è morto, grande caporedattore Giancarlo Licata, fa 4 ore di trasmissione in italiano al giorno e 4 ore in arabo. Avevamo i traduttori arabi. Più traduce in arabo altre trasmissioni che non sono destinate al bacino del Mediterraneo, ma dalla trasmissione sportiva alla trasmissione di cultura, che non era destinata, ma noi trasmettevamo là e mandavamo in arabo. Poi a un certo punto, paradossalmente, questa è stata una, diciamo, è una delle colpe della Rai, che ha tanti meriti, ha qualche colpa ogni tanto, come tutte le grandi strutture. A un certo punto abbandoniamo questo progetto e quindi abbandoniamo il canale satellitare che viene chiuso, che aveva anche altre rubriche. Insieme al Mediterraneo erano nate delle rubriche collaterali satellite, che Riva Sud, che parlava delle imprese del Mediterraneo, tante altre piccole realtà, in un momento in cui tutti gli altri ci investivano, cioè in maniera, diciamo, incomprensibile. La Rai faceva marcia indietro e gli altri ci investivano con una logica, come capirete, non solo culturale ma anche commerciale. Questi paesi si aprivano al mercato e i cinesi arrivavano, gli inglesi, la BBC faceva il suo canale in arabo, la Francia faceva il suo canale in arabo, noi invece che c'eravamo facevamo marcia indietro. Ora da qualche anno ci stiamo ritornando e stiamo ritornando a investire su questo. Per questo ti dicevo, è una cosa un po' altalenante. Come? Già a 6-7 anni c'era questo massimo di collaborazioni. Rai Med è una cosa che già è nei primi anni 2000, 2003-2004. Allora, noi abbiamo una trasmissione, forse, non so se è l'unica, forse il settimanale è l'altra che non ha conduttori. È una trasmissione che non ha... Come dicevo, è una trasmissione senza conduttori, il settimanale, ma ce ne sono altre 2. Perché un filo conduttore è anche la post-produzione, che ti dà un certo tipo di ragionamento. Noi tentiamo di lavorare molto sulla grafica e sulle immagini. Il primo filmato che vi ho fatto vedere è un filmato che noi chiamiamo fuori testo, in cui tentiamo di raccontare senza nessun commento, soltanto facendo parlare la musica e le immagini o gli effetti delle immagini, un evento della settimana. L'abbiamo voluto fare in maniera molto più patinata perché era l'ultima, con l'artista della sabbia, perché era l'ultima trasmissione. Noi vogliamo essere sempre più presenti sulla cronaca del Mediterraneo. Lavoriamo molto e continueremo a farlo di più quest'anno con le veline, che ci danno la possibilità. Le veline sono i video, le agenzie video internazionali che arrivano, non le veline come il Minculpop degli anni, per intenderci. Così come esiste l'ANSA che dà delle agenzie scritte, ma anche l'ANSA dà delle foto, ci sono delle agenzie internazionali, l'ANSA, la Reuters e altre, che danno anche dei video. Alcune volte raccontare in immediatezza è molto più facile lavorare con questi grezzi, video grezzi, e programmare la trasferta sul posto dopo, però intanto racconti quello che è successo 24 ore prima. E quindi tentare di raccontarlo così, utilizzando immagini. Non essendo però, io spero che questo sia passato, noi non vogliamo essere la trasmissione patinata, vogliamo essere una trasmissione che racconta la cronaca con belle immagini, con un filo conduttore che sia il più armonico, fluido e comprensibile, perché se diventiamo troppo intellettualoidi poi la trasmissione diventa una trasmissione non seguita che non fa dialogare più. Noi dobbiamo riuscire a fare incontrare invece in maniera molto più facile le persone con questo mondo.
Bene, sono tematiche che solleticano un interesse che spazia in maniera interdisciplinare. Noi però ci salutiamo qui, ringrazio i nostri ospiti d'eccezione, Roberto Gueli e Rino Cascio, grazie per questa possibilità, per il confronto che ci avete dato. Vorrei lasciarci solo con un auspicio. Mi piace molto il linguaggio che avete utilizzato parlando di incontri, di dialogo, sono parole che ritornano molto in quello che avete detto entrambi. L'auspicio che posso fare, sperando di interpretare un po' la volontà di tutti, è che trasmissioni come queste, che si interrogano sul presente in modo aperto e sul Mediterraneo in senso lato, possono trovare sempre più spazio nel palinsesto della TGR sicuramente, della RAI in generale, sperando che contribuiscoano a creare più ponti che muri. Grazie ancora. Grazie tanto. Buon proseguimento.